Oggi andiamo al lago di Quarnienta, dove troviamo una persona, Giovanni, che viveva lì. Adesso il lago non c'è più, è una zona abbastanza misteriosa tutto sommato, perché è rimasta molto selvaggia, è rimasta così com'era una volta, più o meno è rimasta così. Ci spiega come viveva in quel posto quando portava fuori gli animali, dove dormiva, addirittura una capannina che c'è lì, era una piccola abitazione, un piccolo riparo, appunto risalente ai tempi della seconda guerra mondiale. Ci racconterà anche qualche aneddoto della sua vita lì, è una persona veramente simpatica. È lo zio di Nicola, che è un ragazzo sempre di questa zona, che ha l'interesse per scrivere, gli piace scrivere dei libri, quindi ha scritto 2 libri di racconti in realtà per bambini, che poi troverete su Amazon. Dopo vi lascio in descrizione un po' di dettagli. Eccolo Nicola! Ciao Nick! Ciao a tutti! Che hai scritto dei racconti per bambini? Cosa che ti l'anno scorso con la fidanzata abbiamo scritto un libro per bambini. In 2? In 2, e Asa sta brava perché ha fatto anche i disegni ad acquerello. Mica Odana mi ha fatto qualche storia, insomma. Bellissimo. Ambienta qua in zona. Beh, che se una storia si ambienta a Quarnienta, proprio se il gatto qui stivai ambienta a Quarnienta. Bello! Dopo le altre tra classiche e anche nuove ambientate da noi. Bello! No, bellissimo, 14 fiabe, bellissime. In vendita su Amazon. Sì, la fattoria delle fiabe. Figata. La fattoria delle fiabe. Nell'ultimo anno sì, sono appassionato a leggere tanti libri dei misteri, dell'occulto, così. Insomma, ho concepito sto libro con 11 storie che racconta miti e leggende, sarebbe il titolo del libro. Tra cui che c'è anche la leggenda del lago di Quarnienta, che spiega un po' la vita che c'era una volta, come che si viveva, ma che c'è una leggenda occulta su di qua, diciamo che c'è dicerie del passato dei nostri nonni, bisnonni, che anche che sono da queste parti qua, e mi raccontava chi andava sul lago con le mucche, chi andava fuori a fare legna, bello. E che sei Mesio che proprio può portare queste testimonianze che ha vissuto in prima persona, e certo. Giovedì bello, te lo intervisterai, insomma. Giovedì ne conta un po' della roba. Eccolo qua Giovanni, va che te vedi dentro su YouTube. Ah, che bello che hai detto zio qua. Eccolo, e te vivevi qua? Di sta, sì, facevo. Ma ascolta, il lago già ero anch'io. Sì, ecco. Beh, noi abbiamo fatto, ripreso col drone e ora abbiamo visto tutto dalle altre, abbiamo fatto le foto. Che fai? Vedere le foto, hai detto? Che storia sei? Madonna, sì, documentare chi te che porta tutto. Perché sì. E il mappale? Quello là. Porco diavolo. Si è messo così, sulla strada, no? Scusa, questo zero. Così zero. Così ho messo. Sì. Ok. La strada è qua. Questa. Ok. Sì, e questa c'è la curva, e lì che già è il lago, chi? Sì. Ma ascolta un attimo, ma che già è il lago allora? Porca miseria. Se no siamo qui a fare. Ma non avevi? Non aveva mia. Le bestie? Già aveva una poccia. Insomma. Sì, l'ho visto così, non sembra proprio piccolo, Va, che storia. Che profondità che avevi? Beh, quando che mi ho visto che venivano nel 60. Perché visto così non così, mi era un busa. Nel 62. Perché dopo veniva qua. Ah, fin qua in fondo? Sì. E poi la strada. Benissimo. La strada era il mese qua, dopo arrivava fino. Ah, fin metà strada qua. Quindi che c'è 1,5 metri di acqua lì, anche di più, anche 2 metri. Ma adesso sta chiuso lì, Che sarà sta a 5 metri di profondità.
Caspita, 5 metri, 70 roba. Ma dopo come si fa per asciugare? Lo avrai per asciugare? Sì, ne abbiamo fatto prima. Spiegami tutto. Bellissima storia, perché mi è già rimasto che è tipo una leggenda sta qui, no, chi che sa, nessuno sa come che sia la storia. E te sei uno importante adesso, E là. Sì, caspita. Sono uno degli ultimi vissuti qua del mago. Ma sei uno di pochi che sa storia sta roba qua. Beh, dopo dal 56 e 57 mi ricordo come ci arrivi. Io no, ma insomma. Caspita, mi sono del 69, quindi si mi fuori dopo. Io avevo visto che nel periodo piovoso arrivava a 1 metro, adesso arriva anche a 1 metro, il murettino che vedi. Porco cane. E dopo i gassulai ha piantato questi pini qua, perché questi qua i gavarà. Questi qua una è certa dal età. 65. 65 70. Era 60 anni sti qua, sti pini qua. Mi sembra meravigliosi, ma di chi sei io? Sei tu? Sì. Dai, di che piantati? No. È una storia un po' sotto. Sono molto bei sti pini qua, Di cui Non so niente. Tuiese. Ah, ok, sì, non sono miei pini, è vero. E sei della famiglia dei cipressi qui da foglia, no? Beh, sono meravigliosi. Avevo visto arrivare fin qua, diremo, nel periodo piovosi a 1 metro qui. Dopo si ritirava. E in mezzo che 5 buso, metri di profondità. Vabbè, ascolta il buso del gasè perché... Guarda che è una scienza. Dov'è che nasciva? Cioè che aveva un affluente che buttava dentro... Viene su. Da sottoterra. Sotto. Cazzo. Ma e come si fa per asciugare ora? Spiegami. Perché gli porta via l'acqua. Che storia. Perché Vai già- lui. La storia qua che mi raccontava mi pare che cavava il giasso ai suoi tempi che faceva freddo. Sì, perché qua sempre, siamo a 800 metri quasi qui, no? Beh sì, sono 700, sì, perché 800 insieme al Monte Crocetta, Sì, ok. 808. 750 saremo. Insomma, mi cavava il giasso da qua. Sì, i periodi, mi diceva che metteva delle scale, e poi io tagliava e con la slitta lì sotto che avevo un tocco di baita lì sotto. Sgaruia. Sì, con la slitta, e metteva insieme e che c'era dove che avevo tocco stare mio che gli aveva fatto la giassana, no? Bellissimo. Esatto. E gli portava, gli recuperava le foglie di fararo, quelle Già, più pulite, mentre sono state il giasso, le foglie, perché sai che serviva il giasso? Non sai cosa gli serviva? E serviva quando gli aveva le latterie, no? Ok, burro che robe ha. Quindi una ghiacciaia che aveva fatto. Sì, che aveva fatto lei. Ma allora lo puliva anche prima dell'inverno. Certo, perché sennò ovviamente. E teneva, quindi dopo metteva sotto giasso. Sì, No? Stava metteva tutta in sotto sta. Sì. Ma ciao, ma mi hai detto che ti hai trovato una pistola qua in giro? No. No. L'altro va quello che scavava. Ma la trova? Sì, mica ho trovato delle bombe. Siccome che qua... Ma come delle bombe? Ma Che tipo qua- bombe a mano? O... Sì, a mano. Ah, quelle della guerra, seconda guerra mondiale? Sì, quelle tedesche hai tu presente come che già fatte? Sì. No, Qui col manego e il grappo in Ok, cima. il manego insieme Gocca come Pio. un vaso. Gocca Pio. Quello col Due. manego. No? Arando, siccome io ho la terra qua, Cioè, te gala le bombe. Te gala le bombe. Beh, se no, beh. Se viene fuori anche qui. Porco Giuda. Beh, ti col metal detector. Ecco. No, Poi si fa anche un giro qua. Beh, ma si fa No, un giro ma ma... qua è stato bonificato, si può dire. Ok. Sì. Da lì in là, che era 1 metro di terra che si sta portando fuori delle ossa, che loro hanno detto te bonifici il campo, no? Perché già il campo è ora. Sì.
quella l'ossa là. Sì, tutto quel... Dopo dalla cartina si segna che il lago era 70 metri per 35 come Ampizza. La cartina che 70 metri anche quella che è grande, che sta qui, cioè visto da così. là e veniva qua, ecco, veniva giù appunto che hai visto là. Perché un nascente, eccolo qua. e dopo sì, il comune aveva prosciugato per portare l'acqua, il comune Broian. Ma le usava già la mia acqua potabile, le usava per le bestie. Il comune Broian se si faceva dell'acqua qui. Ragazzi raso. Alla storia che avevo conosciuto non posso dire niente con certezza perché non vi sono mai stato in questo comune e dopo che Certo. avevo 10 anni che ho fatto i lavori. Ma ti infetto dell'acqua di un lago. Avevo tolto vabbè, dai, le persone All'inizio gli voleva fare acquedotto. chi ha fatto Gli ha l'acquedotto? fatto l'acquedotto e ora. Ah, quello diciamo. Cazzo. Gli ha fatto l'acquedotto, vedi. Però no. E poi io dove che nasciva e tornava là l'acqua. Ah, va che non avevo mai visto, che sì che somiglia tanto. Sì, perché qua c'era alto, no? Eh, È tutto alto, dopo sta scavato perché gli ha messo solo le tubazioni per portarla via. C'era alto e allora si allagava del rio. certo, E lì c'è il posto. Adesso ti vedi che vedo è sì. tutto abbandonato. Va bene, non importa, però è lì, è quello. Sì, si vede. Nasceva in alto, faceva una lingua in rio. Sì, proprio qua ti vedevi sempre bella chiara l'acqua. Ok. Rame, c'era bello, quante rame che c'era di stare quel periodo qua. Sì, qua già infestato. Siccome che dormivo lì e sotto dopo a notte come nono. Ma dopo una volta te mi contava che eri qua a Casugavi quando chi aveva prosciugato. Sì. E il nostro parente che ha cattata la bomba. Anche mia, Che il voleva versarla. Da No. voce proprio. no, allora sta un'altra cosa. Se sta là in cima alle rive lunghe, Beppe. Ah, da un'altra parte. Beppe. Che c'era un come che si dice che a metà i sassi che aveva fatto. E che altro, girando attorno così viene fuori una bomba che a schegge lì. Sì, Sì, qui a mano lì. A, E sa, ho fatto. a frammentazione si chiama. Sì. Giusto? E ha tratto con dei sassi. Era sta pieno di schegge. Cos'è sto qua? Sì. Ma invece ste qua, perché dopo che ne abbiamo trovato? Cioè le gallencia, tanto per vedere se funziona. Bocciassa. Ma sì, ma perché no? Voglio dire, certo, e io la gallencia a 10 metri, 20, Tutta un sasso esplosa. si è divertito poco. Funzionava comunque. Sì, no, ma Si faceva la da buda. cavarseli dopo, ma non è mia storia, tutti a quello che ho capito. Quale che abbiamo trovato, perché allora gli abbiamo messo a posto, come si dice, la terra che gli aveva tirato fuori. E quel camion lavorava fino là in fondo, tutto il mio qui. E arando, vabbè, siccome si arava, ma non che c'era mia l'erpiceo. Sì, a mano. accomodava. E via. E fuori una sabà, vedo una cosa rossa. Appunto. Ma vedo, se qua, vedo, ya non parlo. Se qua, guarda che fermo. E allora fatto torno e c'è una bomba che col barattolo e mano lungo così. Ecco diavolo, quei tedeschi. Ma mi sa che sia della prima guerra mondiale che della seconda. La seconda. Ne ha Si fatti dava delle qua. armi e delle bombe, mi diceva. Sì. Passando. Ah, è giusto nell'ago, via, buttata via. Certo. E dopo che noi troviamo un paro che lì. Qualche bel Schegge. scheletro trova Che dentro, schegge. no. No, e c'era è un detto, no? Che c'era davanti alla boaria sul lago. Che E butta noi dentro. piedi fuori col varsoro, con l'aratro, come tu dici. Ok. E quando chi scavava diceva attento che se viene su qualche tocco, abbiamo che guardiamo che no. Che non... sì. No, Dai, mai, che le mai scontro profondità nessuno. Beh, anche per i tedeschi do chi copava e savaiano, perché... Se ai tempi della guerra qua, adesso sta dura anche su di qua, sto monte qui. Bene. Chi ne ha viste questo? Bazzicava bene qua. Questo chi ne ha visto le storie, sto monte qua. Però io di adesso non vi in più fuori acqua lì, cioè non... No, la viene fuori qua. Ah, e a incanagliato? Tu vedi là. Fammi vedere.
Filmo un video. Guarda il tipo perché ma non lo so. Certo, ma porca miseria. Siamo uno più giovane dell'altro, mi so più giovane. Ma sono un asino mio, cioè non ti puoi mica darmi di lei. Sento cosa che già vieni su qua. Che tu presente quei scavatori là col traliccio lungo e le corde, mole alla bena pesante. Sì, ok. Per tirarla. E quindi con quello. Con quello gli ha fatto il solco qua? Sì. Solco e questo qua, serviva per svuotarlo. E ti dici che qui è sempre sta quella casetta lì? Ah, sì. Beh, ma scusati, ma sono lì 100 anni fa. No. C'era in sasso dopo stare in qua. Tetto in paia, te No. dormivi lì dentro? Sì. Prima ti. La parte qui adesso la abbiamo fatto qui, messo su Isa secco. Sì, si posa. Che era contraspiso, no? Non conosco. Stasera. Chiseo. Cosa vuol dire? Fatto con la legna, con le frasche, come proprio le frasche. Capito. Posa su? Sì, metteva una intelaiatura e dopo Fascine E copriva e su dopo le fascine e roba. Bellissimo. Cazzo. Quindi questa qua è antica, cioè era su storia quella lì. Ah, sì. Che aveva visto partigiani e roba entrare sì, dentro, sì, uscire sì. e ancora usare. Sì, Cioè, sei rimasto la su. legna. Ma il catasto che sia quella lì? Cosa no? Perché se cioè, con l'età che avranno, per me non è che non mi puoi neanche toccarla, penso. No? Perché fa parte della storia. E che vai a provare a settimana, alzarla, Non la mia sai che dobbiamo dire. certo. Come chiesa? Sì, perché fa parte della storia della guerra, non ti Tetto puoi in toccarla. particolare. Per robe di Sì. cimbro. Bello. E ti avevi il tocco in mezzo. Quanto che ti adesso io pago le tasse per far dormire di pistrelli Ma scusa. con che bestie sei che ti vieni su qua? Vacche. Vacche, quante vacche che avevi? e abbiamo 5 4 5 3 che sono tagliate ma dopo gli toglieva delle bestie da tendere diceva. Come delle bestie da tendere? Il ciupacabra. E toglieva delle manzette delle vedere, no? E abituava a cosare, portava da chi che aveva la stadia fissa che non li faceva pascolare fuori quelle nostre e dopo dell'autunno gli diceva mangiava. sì, qualcosa gli ciappava sì, certo. E cosa sei che mangiavamo? Le bestie ti mangi tu cosa? Avevamo su pascolare menò, non so se Formaggio? No. Una sorpresa. neanche. Cosa? Si mangiavi? E già sempre latte appena munto e pane. Sì. Pane e latte? Sì, pane e latte, sì. Pan beccio, spesso. Come che diceva Savaro? E sento che gli faceva mia tenero morbido, ma sento perché Perché durava di più? e manca facevamo l'ora e gli faceva con il lievito madre, no? Esatto. Metteva a parte e dopo gli passava Io facevo quello dopo e Sì. avanti così. e il pane li impastava mia tan non morbido come adesso perché era lievito bene e impastava duro e allora diventava bello tutto secco che non si faceva muffe io qualche volta e allora portavi subito così nel formaggio e un bel corno di pan così ma il formaggio a pitena non ne via di più Sì. Dopo c'è anche più nutriente. e allora mettevi sotto l'acqua il pane buttavi un poco Che sia morbidissimo. e poi guarda Certo. Dopo va che col pane faceva anche le appanà, le minestre, perché robe c'è la torta puttana, il pane si usava per tutto, non andava mai sacrificare neanche un po', niente. Veniva proprio via niente. Sì, usava così. dopo era maggio se portava sulla ciocca no La ciocca. i pulcinei Ah sì, osti, sì. e no, qua allora con i betti pascolava e veniva bene Sì. La ciocca con i pulcini, sì.
Non pensavo mica a quella casetta lì che avesse tutta sta storia. Beh, adesso c'è linea dentro, c'è deposito. A parte mia che non combina tanto, io vedo più pipistrelli. Pipistrelli che dentro. Beh, mangia insetti. Ma mi pago volentieri le tasse perché sta lì. Ecco la cosa, la sera andavo niente presto perché era scuro, la mia elettricità. No. Sentavi il giacole, ti cominciavi a sentire il lusignolo, il merlo, alla sera sull'imbrunire. Dormivi dentro. Nel bosco che sì. Dormivi, sai che bel materasso che avevamo qua. Le paia? No? Materasso. Le foglie. Ah, ok. Le foglie. Che non scalda come la paia. No, dopo per ora gli mettevamo la penna, le cose cucinine di penna di cos'era. No, non so. Già quei pene dei galline che a parte. Sì. Cos'è tipo un sacco a pelo, tra virgolette, una quarta in Sì, bottiglia. ma con una quarta. Cioè, sì, dopo che c'era il sole, che c'era adesso cosa, ma però è così. Più o meno? Il materasso sotto. No, più o meno fatto in casa. Più o meno te avevi. Il materasso sotto sulle rete e gli metteva il coso. Che tra l'altro dormire qua anche d'estate, non so se sia tutto sto caldo, nel senso. No, si stava bene. Sì, bisognava coprirsi, insomma. Altri anni, sì. Ma facevi anche sul maschio soppresse roba. Sì, Una volta casa l'anno, incontrata. E e quindi le setole sulla schiena, tutto sai chi faceva con quei. E insomma lì colpa minestra. tirava via quei setole più dure insieme proprio le cose. E spago, toglieva le pecce e riusciva a attaccare come ago. Funzionava come ago e faceva così dure sulle scarpe, no? E qua non la sapevo mia. Che aveva la subbia, la sgubba, cosa che forava il cuoio. No, la guccia che aveva? No. Era un altro e usava la sedola come guccia. Porca E faceva il foro con il coso a punta. Con la punta? La subbia gli diceva. E faceva il foro e poi passava il spago. Certo che voglio dire. Diciamo, già da tempi, tanto duretta per passare con... anche a Menoni si faceva le sgambare, anche le sgambare, sì, le scarpe di legno. Sì. Ogni volta a contrarre, tenicati ancora, attacca su per tese. Ne ho viste ancora. Beh, io ciò. E poi mi aveva fatto il dello. Non la gella, il dello. E cosa si stesso la gella. Qui viene su conica così che ti metti insieme alle spalle. Sì. Quante volte che la vuoi pienare di erba per portare le bestie? Mi pienava, sì, vero. Dello. E gli dice il dello è il nostro dialetto. Sì. Che sei sta la gella. La gella, sì. Ok. È un... Beh. E la gavegnà? Che termini lì mi li ho persi tutti perché non li conosco mai conosciuto. Gavegnà, cosa sentiva però? Siamo massa giovane. E li faceva quei cerchi te sei. E da poi c'è poi con gli strobi che parava attorno e metteva una distanza così da uno all'altra. E poi impienava o dei fieni o delle foglie. Una gavegnà è roba di già una volta. Esatto. Qui. Qua il bello è che sei rimasto incontaminato. Bravo, nel senso sei un posto che sei rimasto in luogo a stare. Infatti che avevi sempre. Siamo a casa di Nicola e questo è il suo libro. E cacchio. Eccolo là. Miti e leggende. In vendita su Amazon. E questo libro. Bello, scritto in grande. Questo libro contiene varie leggende, tra cui la maledizione di Tutankhamon, il triangolo delle Bermuda, Dracula, caccia e streghe, gli Anunnaki, l'alchimia e la pietra filosofale, anguane, orchi e salbanelli, la leggenda del lago di Quarnienta, il sacro Graal, il mito di Atlantide e Thor. Questo libro è stato concepito inizialmente per dare forma alla storia del lago di Quarnienta e poi sono state aggiunte altre varie vicende successe nel mondo per fare una cosa più leggibile e più completa. Insomma, fare un libro perché sulla storia di Quarnienta era poco, insomma. Insomma, è un insieme di tante idee
per portare in giro anche la nostra idea del nostro luogo di Quarnienta, che venga conosciuta. Fatto con le compagne comunque. Questo l'avevo fatto mio da solo, per la compagna invece abbiamo fatto questo libro qua. Ecco qua, la mia compagna sta fatto la fattoria delle fiabe, che all'interno c'è anche qua menziona Quarnienta, nella storia del gatto qui stivaglia si è ambientata a Quarnienta, insomma. Molto bello. E lei ha fatto i disegni. Ambientato qua. Lei ha fatto dei bellissimi disegni con gli acquarelli. Ma dai. Perché io comunque ho 2 piedi destri e quindi lei, l'artista, gli ho dato una mano a scrivere. Ok. Ecco, Bello. Bellissimo. Bello. Vendita su Amazon anche questo. Ecco. Quindi qua siamo nella casa di Nicola, nella zona sua. Questa è la zona sua. Infatti basta guardare nella tavola, ci sono appunti di scrittura, bottiglie di vino. E soprattutto questi appunti di scrittura molto interessanti. Sì. Anche questo è un bellissimo appunto. Un balconicella di quelli buoni. Ecco. Così funziona la gente, cioè ognuno ha il suo luogo e bello. Comunque il caminetto.